Allo stadio Cesare Brin va in scena la semifinale d'andata dei playoff di eccellenza tra la Cairese di Mister Benzi e il finale di Mister Buttu. Dal lato i giallo-blu reduci dal comodo passaggio del turno contro la sorpresa Riva Samba, dall'altro i finalesi reduci invece dalla battaglia contro la Sestrese, risolta solamente con la lotteria dei calci di rigore. Il tutto di fronte ad un'ordinata ma calorosa cornice di pubblico. Il primo pericolo è di marca cairese quando al quinto Tona colpisce di testa su calcio d'angolo, non riuscendo però a indirizzare bene il pallone. 6 giri di lancetta più tardi però la Cairese la sblocca. Magia dell'Essi dalla destra, cross e colpo di testa prepotente di Babliuk, bravo a farsi trovare pronto e a battere un incolpevole porta dal cuore dell'area. Cairese così in vantaggio per la gioia dei suoi tifosi. Passano 5 minuti e reagisce il finale, ma la conclusione mancina di Fabbri dà solo l'illusione del gol. Al 29esimo le prime proteste di giornata da parte del finale per questo presunto contatto in area, su cui la direttrice Gagliardi sorvola. Rivediamo le immagini dell'azione. Ancora proteste a 7 dal termine per questo gol annullato a Pastorino. Prima Saviozzi lancia dalla destra per la corrente Babliuk, poi il marcatore serve il Pitu, il quale deposita in porta. Rivediamo i fermi immagini delle due azioni per comprendere meglio la dinamica della giocata. Il primo tempo si chiude infine con questo tentativo di testa da parte del finale su punizione di Fabbri dalla sinistra, ma un nulla di fatto e si va così a riposo sull'1-0. Passano 20 secondi e Facello, appena entrato, prova a impensierire porta da fuori area, ma il portiere blocca. Al 47esimo di nuovo Fabbri pericolosissimo, questa volta direttamente da calcio di punizione, con la conclusione che colpisce in pieno il palo con Moraglio incolpevolmente battuto. Al 52esimo questa volta proteste da parte della Cairese per questo presunto tocco di mano, ma la direttrice lascia proseguire. Rivediamo il replay. Tra il 64esimo e il 65esimo Saviozzi sfiora per 2 volte il gol del mese. Prima colpisce la traversa con questa conclusione mancina che accarezza solamente le ragnatele dell'incrocio. Dopo 60 secondi tenta il colpo alla calciatori Panini, ma Porta non si scompone e blocca il pallone. Dopo 4 minuti però l'attaccante è costretto a uscire per questo contatto subito a centrocampo e piano piano la Cairese abbassa il baricentro. Il finale ci prova prima al 79esimo con Buttu da fuori, ma la conclusione è velleitaria. All'82esimo con questa pericolosissima conclusione dal cuore dell'area deviata da Moraglio. Infine Tobia a 5 dal termine prova a punire sempre Moraglio sulla ribattuta di un calcio di punizione, ma il portiere blinda un risultato che non cambierà più, regalando così il primo atto ai suoi compagni di squadra. Gioco, partita e semifinale d'andata alla Cairese.